Sentivo affiorare prepotente la voglia di mollare tutto. Sentieri, scoperta, avventura e decisioni sbagliate. In un viaggio tra arte e opportunità viene trattato il tema dell'orientamento scolastico. Una scelta, quella delle scuole superiori, che spesso provoca ansia, preoccupazione di intraprendere il percorso sbagliato, di perdere tempo, come si dice. Eppure ogni scelta sbagliata è in ogni caso formativa e indirizza verso un nuovo percorso. È questo il messaggio dello spettacolo Il Sentiero Invisibile, promosso da ENAIP Veneto. Lo spettatore segue il cammino del protagonista con i suoi passi e le sue incertezze. Credo che sia più di una serata perché è un momento importante di orientamento e a volte sottovalutiamo queste cose. L'orientamento deve essere un momento in cui noi ci fermiamo, ragioniamo. L'orientamento alla scuola ha importanza in quanto scelta consapevole di quello che noi vorremmo fare. E assistiamo tante volte a percorsi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze che non sono coerenti, prima fanno un percorso in una scuola, poi cambiano idea e poi trovano la loro via. Spesso i sentieri della vita sono tortuosi, incerti o con poca segnaletica che indica la via corretta. L'evento si inserisce in una serie di iniziative della Regione per accompagnare i giovani studenti nella scelta del proprio percorso scolastico. Con il Fondo Sociale Europeo abbiamo investito 3 milioni di euro, puntiamo a raggiungere più di 60.000 ragazzi e le loro famiglie, ad oggi abbiamo raggiunto già più della metà e questo è uno dei progetti proprio importanti che viene svolto nella provincia di Rovigo proprio per ribadire l'importanza dell'orientamento, di questo importante momento di riflessione che si deve fare. Nel corso dello spettacolo di Pietro Pignatelli raccontate anche le storie degli studenti, loro che hanno già fatto delle scelte importanti nella loro vita, scelte difficili, a volte corrette, a volte sbagliate. Il Sentiero Invisibile non è stato solo un evento informativo che riprende la funzione storica del teatro, quella di educare gli spettatori, ma è stata una vera e propria esperienza di crescita personale e collettiva per riflettere su ciò che ognuno desidera realmente.